Ben ritrovati cari amici per questo nuovo appuntamento con il meteo. Dopo il maltempo che interesserà venerdì con la prima neve sulle zone montuose anche a quote basse, specialmente sul nord-ovest, la situazione è destinata parzialmente a migliorare nel corso del fine settimana. Per capire cosa accadrà mi avvarrò ad una mappa in quota circa 5.500 metri che ci fa vedere la distribuzione dell'instabilità con i colori in rosso. Potete notare come una palla rotonda con i colori in rosso spostata verso la Spagna. In effetti il maltempo si dirigerà verso quelle zone, anche se qualche influenza potrebbe esserci ancora sul nostro territorio. Per capire come andranno le cose sabato e domenica iniziamo con la giornata di sabato per vedere la distribuzione delle piogge che interesseranno parzialmente la Sardegna, la Calabria e le Alpi diciamo più occidentali. Tempo migliore sul resto del territorio. Domenica il nord-ovest inizierà a vedere delle nuove precipitazioni che interesseranno anche l'area tirrenica. Possiamo dire dunque che il weekend passerà abbastanza tranquillamente, a parte le zone che abbiamo detto, temperature che saranno in calo per l'ingresso di aria più fredda, anche se nuova aria fredda potrebbe arrivare nel corso della prossima settimana. Con ora ho detto tutto, auguro a voi tutti un buon weekend e se avete tempo e voglia ci vediamo nel prossimo appuntamento.